Diciamo che la vena sperimentale è una vena che ho sempre avuto anche da prima di iniziare gli studi. Nel momento in cui ho raggiunto questi due obiettivi, il diploma al conservatorio e il premio al concorso Xavier Darras, là diciamo è stata un po' l'occasione per dedicarmi veramente alla mia musica, a quello che io avevo dentro di me e che volevo mettere sull'organo per farlo poi riuscire dall'organo. E ho creato questo progetto in solo che si chiama Nebula, che insomma come il nome può un po' ricordare, evoca un po' una nebulosa sonora che prende forme e articolazioni differenti di volta in volta da organo a organo. Più delle volte le mie produzioni musicali sono di tipo improvvisativo e in questi giorni mi sto dedicando un po' a quella che sarà la performance finale della mia residenza artistica. Nel mio lavoro è molto molto importante la gestione e l'espressività e la narrazione che può dare l'aria all'interno dell'organo. Sto soprattutto lavorando sulle varie interfacce all'interno dell'organo che mi consentono di gestire l'aria. Allo stesso tempo sono anche abituato a suonare su strumenti ben più grandi, con più manuali, una pedaliera completa e senza i registri spezzati, per cui ero un po' pensieroso riguardo alle limitazioni costruttive, ma avendo tutto questo tempo a disposizione ho potuto veramente andare a mappare e a scavare tutte le interfacce nascoste, che sono a metà e in degli angoli un po' più misteriosi appunto della meccanica e del funzionamento dell'organo. Voglio partire insomma dall'utilizzo dei registri in maniera espressiva. Sembrerebbe quasi uno strumento a fiato, un flauto vero e proprio, con la differenza che posso emettere più note allo stesso tempo, per cui veramente sembra di avere un organetto medievale tra le mani. In particolare poi quest'organo presenta questo accessorio qui che, utilizzato in maniera funzionale rispetto al suo uso originario, fa questo, per cui invece di mettere uno a uno durante un concerto tutto il ripieno, e questo rientra un po' anche sempre nell'interfaccia dei registri usati in maniera espressiva, poiché posso anche utilizzarlo in maniera molto più sottile e molto più sfaccettata. Dopodiché, diciamo, la seconda interfaccia è quella legata al tasto in sé per sé, perché utilizzando il registro, diciamo, c'è una certa precisione, ma se si vuole veramente concentrarsi sul singolo suono e su tutte le micro sfaccettature, conviene lavorare direttamente sul tasto, visto che questo strumento è integralmente meccanico. Il fatto di lavorare solo sul tasto però non consente questa agilità, come ho fatto prima la melodia utilizzando il registro, che invece il registro consente, in particolare con questa canna di bordone nei bassi. Come potete ascoltare sembra quasi un suono di feedback, sembra un suono che non è acustico, sembra quasi
un suono elettronico. E questo è un altro aspetto che mi interessa molto nella mia ricerca, il potenziale elettronico del suono acustico, trasformare l'organo in una macchina dei suoni e far uscire quanto più possibile il suo carattere da protosintetizzatore acustico. Per cui questa era, diciamo, la seconda interfaccia. In particolare adesso l'abbiamo fatto con una nota molto grave, vorrei farvelo sentire con una nota un po' più acuta che presenta molte sfaccettature armoniche, molte parziali, molte proprio parziali di fisica acustica che si presentano nel momento in cui la colonna d'aria all'interno della canna non riempie totalmente la canna e fa fuoriuscire appunto gli armonici parziali. In ogni singola nota c'è un universo e questa cosa è bellissima, a mio avviso, ed è quello che mi interessa appunto andare a scavare, la molteplicità di universi che c'è in un qualcosa di molto limitato. Mamma che viaggio. Lo poggi la testa sullo strumento, le senti tutte le vibrazioni e senti anche i diversi ritmi dei battimenti, sembra un strumento a percussioni quasi, veramente. E sotto i piedi anche. Anche prima riguardo i mantici, a me questo aspetto fisico dell'organo mi fa impazzire, mi piace da morire e lo sto trovando sempre di più anche in altri progetti che sto sviluppando, appunto, che si svolgono soprattutto su strumenti in cui sono i mantici l'interfaccia principale che fa suonare lo strumento, più che le tastiere o le valvole che aprono i ventilabri appunto delle canne. E per cui questo modo di conoscere lo strumento, di costruire una narrazione per questo strumento che tenga conto anche del coinvolgimento del fisico, per me Giulio Tosti è insomma la mia nuova frontiera, che non vedo l'ora di esplorare giorno per giorno di più in più. Vabbè, insomma, poter fare una residenza artistica qui è un bel regalo, avere questo luogo così pieno di ispirazione, pieno di energie particolari, belle e anche particolari, cioè si sente un po' che c'era un luogo come un manicomio da queste parti e avere accesso 24 ore su 24 a un organo storico, insomma, come si dice dalle mie parti, è tanta roba.